La mozione 228 riguarda invece appunto la richiesta di presa in carico dei pazienti post-guarigione da Covid-19 e l'attivazione di percorsi di follow-up, ribadendo quella che è l'esenzione del ticket ai sensi del decreto legislativo 124 del 1998. Long term Covid-19 è un concetto che non è ancora condiviso, però bisogna dire come una persona su 5 positive manifesta sintomi di durata maggiore o uguale a 5 settimane, con una sintomatologia che per quanto riguarda i sintomi più comuni sono l'astenia e l'affanno, ma che riguarda anche, oltre a questi sintomi generali o respiratori, anche sintomi cardiovascolari come il dolore toracico, sintomi neurologici come cefalea, disturbo del sonno, gastrointestinali come dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, muscoloscheletrici con dolore articolare e muscolare, psicologici o psichiatrici come depressione, ansia o otorinolaringoiatrici o segni anche dermatologici come RAS cutanea. Sono tutti sintomi che in qualche maniera, a mio modo di vedere, devono essere monitorati e che la parte scientifica si sta confrontando perché in qualche maniera veniamo da conoscere una malattia che in qualche maniera inizialmente era totalmente sconosciuta e adesso pian piano la letteratura scientifica sta definendo quelli che sono le numerose condizioni cliniche a breve e lungo termine che prima appunto vi ho brevemente elencato. Crediamo quindi che bisogna manifestare una particolare attenzione per quanto riguarda appunto il periodo post-guarigione e anche sviluppare quello che è l'attività di ricerca. Sono state emanate anche delle linee guida, penso a quelle richiamate dalla Fondazione Gimbe nel febbraio 2021, che riguardano diverse organizzazioni scientifiche che parlano appunto e che sottolineano l'importanza di prendere in carico non solo i pazienti che sono stati ospedalizzati, ma anche quelli che magari hanno seguito un decorso a domicilio, l'importanza di formare informazione a questi pazienti sia sui sintomi più comuni anche da attenzionare, ma anche su quelli che sono i tempi della guarigione, che solitamente si risolve entro 12 settimane, ma anche di fornire contatti in caso di nuovi sintomi o di peggioramento di quelli che hanno. E quindi l'importanza appunto di monitorare e di avere un follow-up in particolar modo per alcuni gruppi più vulnerabili. Il tema di avere un gruppo multidisciplinare che prende in carico questi pazienti con una continuità di cura che deve riguardare naturalmente sia l'assistenza primaria che quelli che sono i servizi di riabilitazione multidisciplinare che è la parte specialistica. Queste linee guida in qualche maniera, che sono anche recenti, quelle che ho citato sono di dicembre 2020, hanno portato la strutturazione anche nella nostra regione di alcune risposte a questa esigenza. Penso all'ambulatorio che è stato aperto a fine gennaio presso la SUGI, l'azienda sanitaria universitaria regionale isontina, ma che in qualche maniera crediamo non possa essere una risposta spot, ma che deve in qualche maniera essere coordinata e omogenea in tutte le aziende sanitarie, garantendo appunto anche un accesso che non sia, a mio modo di vedere, dopo la direzione salute deciderà quali che sono le linee guida in qualche maniera da dare alle varie aziende, ma che a mio modo di vedere non può riguardare solo un accesso esclusivo come inizialmente portato avanti da questo ambulatorio attraverso il Dipartimento di Prevenzione e la Medicina del Lavoro, ma che anzi appunto si coordini con i medici di base e che in qualche maniera veda una presa in carico globale a seconda di quella che è la gravità dei sintomi. Per questo chiedo alla Giunta un impegno ad adottare delle linee di indirizzo regionali per contenenti le indicazioni operative per attivare dei percorsi di follow-up
e di fornire quindi alle aziende sanitarie indicazioni per la presa in carico per un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale, ribadendo, come avevo detto anche nel titolo, che queste prestazioni non siano soggetti alla compartecipazione della spesa perché in qualche maniera finalizzate alla salute collettiva disposta a livello locale in caso di situazione epidemica. Concludendo, vorrei ribadire anche l'importanza di garantire un coordinamento di quelli che sono gli studi osservazionali già avviati o successivamente da attivare. Grazie. Grazie consigliere Ussai. Adesso votiamo la mozione 228, richiesta di presa in carico post guarigione da Covid-19 e di attivazione dei percorsi follow-up con esenzione ticket ai sensi del decreto legislativo 124/1998, così come emendato a firma Ussai e tutto il Consiglio regionale. È aperta la votazione. Polesello favorevole, Mattiusi favorevole, chiusa la votazione, approvato all'unanimità.